amici di FVG Channel, appassionati di ciclismo di due ruote. Dopo Alessandro De Marchi, dopo Matteo Fabbro, e ho detto, ma perché dobbiamo continuare a parlare di ciclismo senza coinvolgere Roberto Bressani e Renzo Boscolo, ovvero sia gli uomini che dirigono il Cycling Team Friuli. Benvenuti ragazzi, buonasera a Renzo Boscolo che è alla mia sinistra e a Roberto Bressani che è sotto di me. Buonasera Roberto. Buonasera. Allora, stavo facendo un calcolo in effetti che nei prossimi tempi, anche grazie agli amici che ci scrivono da casa, dovrei coinvolgere Nicola Vecchiarutti, dovrei coinvolgere Jonathan Milan, dovrei coinvolgere Giovanni Aleotti, perché sono Aleotti è il friulano di adozione, sono i friulani che sono stati lanciati nel World Tour e il comune denominatore è Team Friuli, cioè alla fine passano per forza di cose tutti da voi. Com'è questa storia? Dove li andate a prendere questi ragazzi? Chi mi risponde? Chi parte? Renzo. Ma sai, i nomi che hai detto sono nomi importanti, sono ragazzi che comunque avevano del talento da tirare fuori. Il minimo comune denominatore sicuramente è il Cycling Friuli, che ha, diciamo, permesso loro di maturare e tirare fuori questi talenti e di portarli a compimento, no? Quello che mi viene da dire è la ripetitività del fatto di riuscire a valorizzare questi ragazzi. Quindi è evidente che c'è una matrice sotto che riesce a far emergere queste qualità, che riesce a tirare fuori a questi ragazzi il meglio, e lo dico con un pizzico di orgoglio, perché con Roberto siamo partiti nel 2005 e adesso cominciamo a raccogliere i frutti di un lavoro che avevamo impostato e che era quello di creare prima una struttura forte, una solida base, quindi i ragazzi che collaborano con noi, come Andrea Fusaz, come Alessio Matuiussi, come Fabio Baronti, come Michele Titanelli, quindi quello di aver creato una struttura d'elite di persone preparate ed efficienti che riescono a mettere i ragazzi nelle migliori condizioni. Insomma, ecco, questo è probabilmente il segreto, la ricetta per avere questa continuità. Allora, i calcoli mi hanno portato anche a fare a dare i numeri, perché in questo 2020 avete vinto tutto voi, cioè tutto quello che si è corso in Italia, tutti i titoli, tutte le maglie assegnate in Italia, lasciando stare i professionisti chiaramente, li avete prese voi, 2 con Milan, 1 con Aleotti, poi avete vinto Montevacchi con Weiss, il titolo italiano della cronosquadre, settimana scorsa. Roberto, tantissima roba, avete battuto il record del 2008, Renzo, nel 2008, vero? La stagione più... Sì, il 2008 l'abbiamo eguagliato, sì. Siamo andati a anche se in effetti le vittorie di quest'anno hanno un peso specifico maggiore rispetto a quello del 2008. Le differenze dal 2008 o 2009 sono due. Uno è che in quell'anno abbiamo fatto una stagione completa, quindi avremmo fatto minimo il triplo delle gare. E poi c'è l'altra storia, che la qualità delle vittorie è incredibile. Tappa al Giro d'Italia, campionato italiano, la vittoria di Weiss, la cronosquadre, l'inseguimento individuale. Aspetta, Tonizio, aspetta un attimo, vieni qua. Guarda chi è venuto qua. Guarda. Che è di passaggio, guarda. Caramba, che sorpresa! Guarda che c'è. Ciao Johnny. Aspetta. Alla fine parlavamo di lui, insomma, fischiamo le orecchie evidentemente e si è fatto vedere. Johnny. Aspetta che Roberto è partito il microfono. Tira via il microfono, Roberto. È appena tornato da Montichiari, è venuto a prendersi la bici, siccome è partita la bici da strada per la Bulgaria, perché la prossima settimana lui è ai campionati europei è lì, è venuto a prendersi la bici da crono per poter allenarsi, perché quella sua, diciamo la prima, l'ha distrutta in una caduta, quindi sai com'è, no? Questo qui fa tanto ma anche distrugge tanto, quindi è così.
È una domanda che volevo fare a Renzo Bosco e magari anche Andrea Fusa, scusate, al dottor Andrea Fusas, devo dire anche dottore. Senti, se no, posso liberarlo? Sì, vabbè, appunto, volevo capire, Jonathan è fortissimo, ma perché cade così frequentemente? Spiegatemene. Gli avete insegnato a stare in bicicletta, sto ragazzo? Ma sai, la risposta è io cadevo molto poco, perché dopo 30-40 km ero da solo, ma perché ero da solo dietro, cioè mi staccavo e quindi i rischi erano inferiori, no Jonathan? Essendo sempre nel vivo della corsa è chiaro che rischia un po' di più, insomma, no? Sì. Ok, quindi il bello della diretta, grazie anche a Jonathan, e Jonathan mi raccomando ci risentiamo quando torni dalla Bulgaria dopo gli europei. Salutiamo anche Jonathan Milan, grazie per lo spettacolo, e quindi abbiamo anche già annunciato una delle prossime trasmissioni la faremo con lui dopo gli europei di Bulgaria. E stavamo dicendo, Roberto, Roberto mi senti? Lo vedo. Ecco, guarda, adesso ci sente anche Roberto di nuovo. Stavamo dicendo che appunto stagione straordinaria. La realtà dei fatti è che adesso dovete affrontare un 2021 con, diciamo, le normali difficoltà di un team continental, che però probabilmente per il Cycling Team Friuli sono amplificate. Ci puoi spiegare un po' com'è la situazione? Scusa un attimo, vuoi rispondere tu, Renzo, o rispondo io? No, rispondi tu tranquillamente, non ci sono problemi. Intanto salutiamo anche Andrea Bardelli che ci fa i complimenti dal team Ballerini Juniores. Sì. Allora, siccome è rientrato Jonathan, chiedermi una cosa, puoi ripetermi la domanda velocemente? Dicevo, dovete affrontare, dato il 2020 straordinario che avete fatto, adesso vi proponete a un 2021 che però è complicato. È complicato per tutti, perché questa situazione legata al coronavirus mette un po' in difficoltà la programmazione di qualsiasi squadra. Non solo nella gestione del calendario, ma anche evidentemente nella gestione delle risorse da mettere a disposizione della squadra. Per il Cycling Team Friuli però mi pare che in realtà la difficoltà sia un po' amplificata. Allora, ci puoi spiegare la situazione e quali sono gli obiettivi per il 2021? Allora, di quello che tu stai parlando non è un problema solamente nostro, ma è un problema un attimino di tutte quante le società d'Italia. Quindi, sai, noi Continental che facciamo un programma internazionale, quasi sempre ed esclusivamente internazionale o nazionale, cioè le spese sono incredibilmente lievitate. In un anno come questo, dove tutti quanti abbiamo avuto un calo, ma senza esagerare, dal 40-50% delle sponsorizzazioni, tutti quanti abbiamo dovuto un attimino chiudere tutti quanti i rubinetti e si sperava veramente che questo Covid fosse veramente uscito, se ne fosse andato fuori dalle scatole, perché questo blocca l'economia, blocca tutto, e quindi in questo momento ci potrebbe mettere nuovamente in difficoltà. Se tu pensi che ancora prima di iniziare la stagione noi abbiamo già dovuto pagare le tasse all'UCI, che ha dell'incredibile, no? Perché 6.500 euro per andare a fare, solo per iscriverti alla Continental. Non ti dico che cosa può costare il materiale di una società, poi c'è tutta la programmazione, le auto, i furgoni, comunque i rimborsi per i ragazzi, anche se in quest'anno è intervenuto lo Stato in modo forte e ci ha un po' salvato, no? ma quel poco. E quindi se in questo momento si riparte col Covid, cioè, qua sono cavoli veramente, perché se la gente non lavora, l'economia non gira, come facciamo anche noi? Cioè rimani veramente spiazzato da tutto quanto. Quindi, sai, noi non facciamo altro che arrovellarci continuamente sui conti, conteggi, tira di qua, tira di su, tira di giù, non si può spendere di qua di più, di meno, e ne va un po' di tutto quanto l'andamento della stagione. Dopo, io ritengo che siamo stati fortunati a fare una stagione del genere, ma per dirti, per come è la situazione in Friuli Venezia Giulia, tutto quello che noi abbiamo fatto, no? I risultati che abbiamo fatto quest'anno, che sono una conseguenza di quello che diceva Renzo, no? di un lavoro di 15 anni, no? Perché ci abbiamo messo 15 anni ad arrivare a questo. Non è che a noi ci abbia qui in Friuli aperto
una strada, una corsia preferenziale verso le sponsorizzazioni? Guarda, te lo dico tranquillamente, no, ma proprio no. Qui bisogna continuare a lavorare fortemente con i nostri sponsor vecchi che ci danno veramente una mano, ma qui non si avvicina a niente, che sia chiaro. Tu puoi vincere, guarda, adesso Jonathan il prossimo anno ha voluto passare professionista, anche se io gli avrei dato un parere piuttosto negativo, perché è tanto giovane, lui ha 20 anni, ha fatto 20 anni un mese fa, è una cosa incredibile, anche se Dio ha voluto che lui abbia dei numeri incredibili. Ma se Jonathan nel 2021 fosse stato del CT Friuli, avesse vinto o preso la medaglia sicuramente alle Olimpiadi nel quartetto, cioè non cambiava niente comunque, guarda, te lo dico tranquillamente. Qui bisogna tirarsi su le maniche tutti quanti come stiamo facendo e arrangiarsi. Spieghiamo che non cambiava niente a livello di risorse che potevate certo, sì, no, stiamo parlando delle risorse, quindi no, cambia nelle soddisfazioni, cambia in alcune situazioni, ma per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia, risorse zero. Sembra che il ciclismo qua interessi forse a qualcuno, ma non a tanti. Qui interessa qualcos'altro. Date queste premesse, cosa pensate di fare nel 2021? Lo possiamo anticipare? Io credo che deve rispondere Renzo a questo, perché io faccio il manager, lui fa il direttore, quindi è lui che i programmi ce l'ha in mano lui, casomai io li avallo, no? Ma per il resto li fa lui. Okay. Allora, come diceva Roberto, dico, sarà un anno in cui cerchiamo di valorizzare i giovani, i ricambi che abbiamo dato, ma stando molto attenti ai conti, perché il segnale che arriva come dicevi prima, da quella che è questa pandemia, che speriamo tutti finisca presto, però non sarà così nell'immediato, quindi l'attività internazionale ci costerà comunque molto di più e le sponsorizzazioni che abbiamo non ce ne sono tanti. Mi allaccio un po' al discorso di Roberto sul fatto che bisognerebbe cambiare un po' filosofia, no? Fa piacere che ci sia Giro d'Italia ogni anno per 2 o 3 tappe in Friuli e fa piacere a tutti quanti, a tutto il movimento. Il movimento però dovrebbe capire soprattutto tutto il contorno, il tessuto economico, quelli che magari lo sostengono, quindi mi viene in mente anche regione, enti, che tra 5 anni comunque non ci saranno più corridori friulani se le società in subordine devono gettare a spugno, no? Quindi diciamo è una catena che è pericoloso romperla, perché diciamo oggi abbiamo la fortuna di avere i migliori corridori italiani che vengono dalle regioni anche molto lontane. Il caso anche oggi dell'annuncio che abbiamo dato di Fran Mihojlovic, è un ragazzo che era ambito da parecchie società molto più quotate di noi a livello europeo e che ha scelto di venire qua perché qua si lavora bene. Quindi voglio dire, abbiamo credibilità, abbiamo capacità e abbiamo, diciamo così, delle competenze che sono tutte made in Friuli e tutte diciamo, cresciute nel territorio. Sarebbe un peccato dover lasciare tutto quanto perché non c'è attenzione dal punto di vista del territorio e non ci sono risorse economiche. Guardate la nostra maglia, gli sponsor della zona sono pochi. Ringraziamo tutti, soprattutto quelli che ci sostengono da anni, però voglio dire, ci piacerebbe avere un po' più di considerazione da parte del territorio, perché credo che un anno come questo è un anno storico. Non mi ricordo società diciamo nel lungo periodo che sono nel ciclismo, ho cominciato a 6 anni, ne ho 53, non mi ricordo società che hanno vinto 3 titoli italiani così in serie in un lasso di tempo così corto. Poi sono 4 i titoli italiani.
No, possiamo tranquillamente dire che almeno per quanto riguarda queste latitudini nostre è la prima volta in assoluto, e penso di essere abbastanza vicino alla verità se diciamo questo. Va capito, con Mikoljevic chiaramente avrete un altro tipo di ciclista, però con Giovanni Aleotti che passa alla Bora Asdore con Matteo Fabro, con Jonathan Milan che va alla Bahrain, lo possiamo dire, alla Bahrain Merida, e avete anche Bais che va all'Androni, e quindi no, alla Cometa. La Cometa, quindi riformulate poi il roster. L'anno prossimo quale sarà il ciclista di riferimento su cui si punta? Pietro Boni immagino che sarà l'ultimo anno che ha vinto a San Vito, o no? Renzo. Sì, allora i progetti sportivi che abbiamo sui ragazzi sono progetti ben definiti, no? È chiaro che Pietro Bon e anche Petrelli sono i due che in età sono più avanti e quindi dovrebbero completare il loro ciclo. Però diciamo che anche quando è arrivato Giovanni Aleotti era un primo anno, eppure ha fatto subito risultati molto importanti. Il ricambio c'è, abbiamo coperto tutte le fasce diciamo, di età dell'Under 23, non dimentichiamo che c'è anche Matteo Donegà che sarà primo anno Elite, ma sicuramente se non avrà problemi fisici, come quest'anno ha avuto un po' di problemi al ginocchio, però è un atleta di spessore, sia su strada che su pista, quindi diciamo che non abbiamo paura del ricambio generazionale, non ce l'abbiamo mai avuto neanche quando è andato via Matteo Fabbro, che sembrava che eravamo un po' più deboli sulla carta, poi siamo riusciti a lavorare bene. Io dico sempre, i fuoriclasse sono quelli che abbiamo in cabina di regia che allenano i ragazzi, questi sono i 3 fuoriclasse che possiamo schierare, e poi tutta una struttura che lavora attorno, che dai meccanici, dai massaggiatori, e quindi tutta una serie di persone che mettono i ragazzi nelle migliori condizioni. Avete una collaborazione in atto con, ne parlavamo anche prima, a livello giovanile con il Pordenone, cioè, alla fine proseguirà col Pasiano, proseguirà col Bania, proseguirà questo progetto. Sì, per quanto riguarda noi proseguirà. Quest'anno è stato un anno particolare, è stato un anno dove anche la categoria juniores e allievi è stata molto sacrificata, e quindi è un filo che dobbiamo rimettere in moto, ma ci crediamo fortemente. Il Pordenone ha dei ragazzi interessanti che ci interessa siano cresciuti bene, quindi e il Bania uguale, ecco, il Bania quest'anno qualcuno del Bania passerà nel Pordenone, quindi seguiremo questo filo continuo, insomma. E c'è chiaramente anche questo, intanto riportiamo anche, salutiamo Daniele Pontoni che dice complimenti a tutto lo staff per il lavoro che state portando avanti. Daniele Pontoni che in questi giorni è impegnato con la sua DP66 nel Giro d'Italia di ciclocross, e non solo, ci sono gli europei di ciclocross anche nel fine settimana, in cui dalla DP66 sono stati convocati in maglia azzurra Sara Casasola e Davide Toneati, quindi in bocca al lupo anche a loro. Una cosa mi ha colpito dal comunicato che avete espresso oggi, e che adesso se riesco a recuperarlo, eccolo qua, in cui mi parlate di Ferronato che entra nei quadri tecnici. Me la spiegate questa? Ma dico io questa. Allora, Filippo era confermato con tutti quanti, ma ha valutato la sua posizione, passando Elite sa che si riducevano gli appuntamenti, quindi ha deciso, visto che durante il lockdown molto intelligentemente, dimostrando la sua intelligenza, si è portato avanti, ha fatto i 2 livelli di direttore sportivo, quindi noi cerchiamo di reclutare quello che sono i ragazzi che hanno capacità e volontà, e quindi a Pippo abbiamo detto se vuole rimanere all'interno della struttura, visto che lui tra l'altro è anche molto, molto valido sulla pista, e qua dopo lascio la parola a Roberto. Filippo ha le porte aperte, quindi adesso
si è iscritto per fare il terzo livello e quindi farà il terzo livello, ma sicuramente se vuole dare una mano a noi la disponibilità c'è tutta, come abbiamo fatto per tutti i nostri giovani, no Roberto? Certo, Roberto. certo, i nostri tecnici comunque sono stati quasi tutti i nostri ex corridori, quindi gli abbiamo dato la possibilità anche, per esempio, per Fabio che abita a Treviso, lui è originario di Treviso, gli abbiamo dato la possibilità, una volta che ha smesso di correre, di venire ad abitare con i ragazzi e studiare a Udine, laurearsi a Udine, cioè i nostri sono tutti quanti, hanno fatto tutti quanti la laurea, sono tutti laureati con 110 lode, quindi sono tutta gente che proviene dal nostro trascorso, no? E quindi chi vuole investire su se stesso, chi vuole approcciarsi al ciclismo, anche perché il ciclismo non può continuare ad andare avanti con persone sempre più vecchie, perché se io vado a vedere le gare trovo sempre le stesse facce, erano vecchi quando correvo io, poi solo immaginate, sono io adesso ai miei anni e li vedo ancora lì, no? Ogni tanto ne sparisce uno perché purtroppo questa è la vita, però o lo fai di giovani o è inutile. Guarda, ne discutevo anche con gli amici della Colpac, che ci confrontiamo continuamente, dicevo alla Di Leo che noi abbiamo un'età che dobbiamo rimanere dietro le quinte. L'ammiraglia, la tecnica e il resto lo devono fare i giovani, altrimenti non abbiamo capito niente. Quindi bisogna avere, io lo dico, non lo dico perché me lo sono inventato, ma è la verità. Bisogna dare lo spazio a quei ragazzi giovani che portano delle idee, che portano dei programmi nuovi, perché noi siamo fermi, almeno io so di essere fermo. È chiaro che la mia testa funziona a livello manageriale, no? O politico, però ragazzi, i tecnici, il mondo è cambiato, il ciclismo è cambiato. Quanto è cambiato il ciclismo negli ultimi anni? Una volta cambiava lentamente, ora cambia velocemente. Guardiamo il World Tour, in pochissimi anni ha abbassato la categoria, cioè vanno a cercare i corridori juniors, che è una cosa che è follia pura. Se tu pensi che, come dicevo prima, Jonathan ha 20 anni, ha fatto 20 anni l'altro giorno, cioè per il mio pensiero è inconcepibile, ma non solo. Giovanni, Aleotti, l'abbiamo bloccato un anno, è un terzo anno, perché con i numeri che ha fatto avrebbe potuto già essere professionista, ma anche lo stesso Venchiarutti aveva 21 anni appena compiuti quando è passato professionista, quindi, o 20, no, ne ha fatti 21 quest'anno, guarda, neanche non mi ricordo, sono tutti ragazzi giovanissimi, e quindi tutti i team professionisti vanno alla ricerca di ragazzi molto, molto giovani, no? Perché guarda chi vince le gare, Pogacar e compagni, sono tutti giovani, tutti giovani sono. Sta cambiando tutto, quindi uno come me non ce la fa a stare al passo. Sono i giovani che riescono a capire velocemente tutto quello che sta cambiando. Anche la preparazione, il modo di preparare le squadre è stato dimostrato in 3 anni adesso, o 4, quello che stiamo facendo noi. Ma perché? Perché di certo non li preparo io, li prepara gente che noi abbiamo mandato a studiare. Lo stesso Fusas, che è il capo degli allenatori, Renzo lo ha preso, l'ha mandato su a Londra per un periodo a farsi degli stage. Gli stessi inglesi ci mandavano giù un atleta ogni 15 giorni da testare qua in Italia, quindi c'è stato uno scambio di informazioni continuo con l'Inghilterra e si vede anche nel World Tour dove sono, no? La Gran Bretagna, dove la Ineos, insomma, è inutile, no? Non ci nascondiamo. Loro per moltissimi anni hanno tirato il gruppo e ancora oggi sono ancora in house, quindi sai, è tutto un motivo per migliorare. Proprio legandomi a questo concetto, anche perché Andrea Pusas è sicuramente uno dei segreti vincenti, anzi segreti, non è neanche tanto un segreto, del Team Friuli. Proprio la crescita dei ragazzi attraverso i metodi di Andrea, del CTF Lab, di tutti gli altri allenatori, salutiamo anche Alessio Mattiussi, si sta guardando. Questo lavoro l'avete improntato, la scelta di andare
di salire di livello, quindi salire Continental, probabilmente è stata anche la conseguenza di questa scelta, cioè un livello di professionalità e di competenza tecnica superiore a quello che avevate prima. Adesso, alla fine di un 2020 super complicato, tornereste indietro e rifareste la stessa scelta oppure no? Di salire Continental? Rispondo io. Allora, come tutte le cose, se tu ogni anno che passa tu alzi l'asticella, se tu continui a alzarla, arrivi a un certo punto e dici cosa faccio? Torno indietro? No, non posso tornare indietro, non posso permettermi, perché se no non ho capito niente. Cioè, al giorno d'oggi, quando tu fai un team alla vogliamoci bene, come si poteva fare anni fa, per chi ha fatto il ciclismo come ha fatto noi, guarda, sarebbe meglio chiudere. Guarda, io ogni anno no, penso chiudo, tanto i tecnici il loro posto lo trovano perché sono talmente bravi che troverebbero, addirittura Andrea ha fatto 2 anni in CCC, no? I nostri tecnici troverebbero immediatamente una collocazione, forse anche nel mondo professionistico. Quindi come fai a tornare indietro? Cioè, sarebbe deleterio, secondo me non ha nessun senso. E anche Renzo, che è stato quello che ha spinto più di tutti per arrivare in categoria, perché il fatto di prima correre all'estero anche come squadra dilettantistica, poi passare nelle Continental, ti ha dato una spinta maggiore a tutto quanto il nostro lavoro, perché oltre a lavorare bene, quando tu ti confronti con atleti più importanti di te, è pacifico che cresci. Dopo ti ritrovi uno come Jonathan, che madre natura lo ha dotato, ma se non trova uno come il sottoscritto o uno come Andrea che lo prepara come Dio comanda e lui non capisce il tipo di informazioni che gli dai, lui sarebbe rimasto lì. Cioè, non avrebbe uno che magari puoi dire, questo ha i numeri, sì, ma e dopo? Li devi tirare fuori. Quindi trovare chi ti dice, guarda che continui a sbagliare, non sbagli, un anno, no? Avanti, stai sbagliando. Quando lui ha capito che sbagliava e ha trasformato il lavoro di Andrea, questo qui è venuto fuori alla grandissima. Cioè, domenica si stava riscaldando, aveva gli altri dietro, ha fatto 5-6 km a 50 all'ora come niente fosse, e per forza poi tutta la squadra ti fanno 46 km a quasi 54 di media. Guarda che se tu vai a confrontarti con le squadre professional che ci sono in Italia, non so mica se questi qua arrivavano davanti a noi domenica, quasi 54 di media, 46 km. E questo me lo porto dietro da uomo di pista, ricordatevi che bisogna ricordarsi che la nazione più importante che fa per far vedere che è la più forte è nella specialità del quartetto. Quando tu il quartetto ti arriva davanti, non c'è ombra di dubbio che quella è la nazione più importante, prova olimpica, ma dimostrazione di forza. Noi domenica non è stata una dimostrazione di forza, è stato una conseguenza di tutto il lavoro che abbiamo fatto. Perché è questo da dire, non è che noi abbiamo detto andiamo là, facciamo vedere tutti che siamo più bravi, no, non si frega niente di questo. A noi ci interessa che i corridori vadano forte e che passino professionisti che abbiano la loro... Però ricordo anche questo, che chi vuol far vedere che cos'è capace di fare, deve andare a fare questa specialità. Il quartetto, su strada, su pista, dove vuole. Ma questo è l'obiettivo. Poi ti arriva il Giovanni che ti vince il campionato italiano su strada, il Jonathan che ti vince l'inseguimento, ti vince il crono individuale, vabbè, insomma, però è la prova a squadra, è quella che ti dà il senso del team. Chiarissimo. Renzo, avete investito tantissimo a livello anche tecnico su questi ragazzi. Ce n'è uno che ti ha sorpreso in maniera positiva, ti ha dato più di quello che ti aspettavi potesse dare? Ma diciamo che ognuno ha dato qualcosa con la sua specificità e quindi fare i nomi, ti dico, non sarebbe secondo me pagante, non ti darebbe la fotografia dei risultati che abbiamo fatto.
se tu pensi che noi abbiamo fatto piazzamenti su strada e su pista, perché ripeto, questa è una stagione particolare, con tutti i 14 corridori che avevamo, e questo è il segno della qualità del lavoro che abbiamo messo. E credo poi un altro segnale importante, secondo me, molto che dà proprio l'impressione di team, come diceva Roberto, e anche il Giro d'Italia. Insomma, andate a vedere il Giro d'Italia e vedete che le tappe le hanno corse dando proprio l'impressione di essere una squadra di un'alta qualità. La squadra di Pidcock ha finito il giro in 3 corridori, detto tra di noi, poi l'hanno vinto, però ha finito in 3 corridori. Non c'era una squadra che aveva quella solidità, diciamo, che hanno dimostrato i ragazzi. E questo va dato merito anche appunto all'ambiente, a tutta anche la mentalità che riusciamo a dare a questi ragazzi, insomma. In vista del 2021 vi portate dietro risultati importanti. Ce n'è uno che puntate a ripetere? Magari proprio il quartetto? Bella domanda. Non so, a me piacerebbe... Guarda, a me piacerebbe... Renzo, rispondi tu. Vai, Roberto. Guarda, i risultati di Jonathan, trovare un atleta così, ne trovi uno qua ogni quanto. C'è Ganna, c'è lui, ce n'è uno negli juniores che secondo me potrebbe arrivare molto vicino, che passerà dilettante, che purtroppo correrà in un'altra squadra, non nella nostra. E quindi i risultati di Jonathan è quasi impossibile in questo momento trovarlo, almeno nella nostra squadra. Giovanni è un altro, no? Perché il titolo italiano non è mica facile, è una gara sola, non è facile, però abbiamo un gruppo di giovani e dovremo quasi, non dico ricominciare da zero, perché hai un Pietro Bon comunque in rampa di lancia, o anche Petrelli, però sì, non è assolutamente facile ripetersi, assolutamente. Tanto Andrea Tessaro dice salutatemi Alessio Martucci, quindi noi ci facciamo portavoce di questo. Ci sono tanti messaggi che arrivano anche, visto che siamo in diretta Facebook. In chiusura, ragazzi, anche perché mi piacerebbe fare in modo di riuscire a valorizzare tutti questi risultati, in modo tale che avessero, risultati ottenuti nel 2020, in modo tale che avessero però una coda concreta, cioè che portassero dei vantaggi reali anche al proseguimento dell'attività. C'è possibilità di collaborazione piuttosto che di sviluppare delle nuove dinamiche societarie anche con altri gruppi, in modo tale da magari mettersi assieme e creare un qualcosa di duraturo anche nel tempo, al di là delle risorse che non si trovano su questo territorio? Ma per come siamo strutturati, sicuramente siamo appetibili da altre società che magari hanno capitali, tra virgolette, ma non hanno la struttura come la nostra. Questo vorrebbe dire però abbandonare la regione, vorrebbe dire andare via da delle radici che francamente ci spiacerebbe molto. Ecco. Sarebbe l'ultima cosa che vogliamo fare. Roberto lo sa perché vede anche i conti e sa benissimo che ci sono tante Continental che magari fanno l'affiliazione in Romania o fanno l'affiliazione in altri paesi per abbattere i costi, no? Ecco, noi questo tipo di scelta non l'abbiamo mai presa in considerazione perché ci teniamo anche al nome che abbiamo sulla maglia, no? Che è il nome della regione. Quindi per questo ci spiacerebbe molto dover diciamo così, prendere armi e bagagli e tutta la struttura e andare da un'altra parte. Non nego che anche l'altro giorno c'era un articolo sulla Trevigiani che stava vedendo che chiuderà l'attività oppure farà la fusione con qualche altra squadra, che effettivamente
insomma, siamo sul mercato e sono parecchie le squadre che magari pensano a noi o pensano alla nostra struttura, no? Una volta venivano qua a portarti via i corridori, oggi hanno capito che al di là di prendere i corridori buoni, c'è una struttura che funziona, che sta facendo risultati continui, e quindi per questo, insomma, ecco, il segnale, il messaggio che diamo è quello alla regione, è quello di sostenerci. Devo dire la verità, Stefano Bandolin si sta spendendo molto per noi, perché è uno che difende molto le società regionali, e noi siamo una di queste, quindi si sta spendendo molto. Speriamo che questo porti a qualcosa, insomma, ecco. Difatti, probabilmente non c'è, lo dico io, non c'è a livello amministrativo, a livello istituzionale la sensibilità e forse anche la competenza per capire che cosa significhi Trevigiani, che come si diceva la settimana scorsa si ferma, perché fermano tutto da Trevigiani, non è la squadra del paese, è una squadra di un certo livello. Il Sacchi di Friuli, che ipoteticamente si sposta da Friuli e va in Romania, è una cosa assolutamente clamorosa, e probabilmente manca la capacità delle istituzioni di comprendere questa situazione. Siete d'accordo con me? L'ho detto io per primo, così non voglio mettermi in difficoltà, però sono convinto di questo. Allora, c'è una cosa senza senso quello di cui stiamo parlando, perché si parla solo di ipotesi che non avrebbero nessun senso. Allora, guarda, personalmente, piuttosto di fare un passo del genere, chiuderei la squadra, perché oppure potresti venderla, no? La vendo a qualcuno, se fosse possibile, ma non è possibile nemmeno questo. Quindi la nostra radici, la nostra vita è Friuli Venezia Giulia e rimarrà sempre Friuli e Venezia Giulia. Sono piuttosto gli altri che, se vogliono, verranno qua. Non parlo di team, parlo per esempio di atleti, perché anche questa ipotesi di Trevigiani si era parlato un anno fa al Giro d'Italia, quando ha vinto la tappa Venchiarutti a Falcade. Però se tu prova solo a immaginarti abbinare la città di Treviso al Friuli Venezia Giulia, che razza di confusione verrebbe fuori? Cioè, come puoi abbinare? Cioè, vuol dire smembrare tutto, no? È una cosa che non avrebbe assolutamente nessun senso. Pertanto l'ipotesi di abbinamenti, che poi io nella mia vita 20 anni fa o 30 anni fa sono stati fatti, sono tutte situazioni che è meglio stare lontani, perché c'è una grandissima confusione e rischi solo di fare dei malanni. Pertanto noi continuiamo nella nostra strada, cerchiamo di dare il meglio, di fare il meglio e di tirare fuori magari dei ragazzi friulani, e magari lo dico qui tranquillamente, no? Che quando c'è un Giro d'Italia, no? Che ti chiamano, arriva Tizio o Caio, il politico di turno, che ti dice: ah, bravi, no? Pacca sulla spalla, questo è il tuo corridore, che ne so, De Marchi, Fabbro, no? San Daniele, eccetera, eccetera. Sì, ma questi qua, sì, ci siamo arrangiati a portarli lì. Se fosse per me, potresti anche stargli lontano. Cioè, che senso ha? Cioè, è troppo facile, no? Nei momenti clou di io vado vicino a Fabra, bravo friulano, sì, ma da qualche parte sarà venuto fuori, no? Questo qui. E quindi da dove viene fuori, mi sembrerebbe giusto che venisse anche aiutato, no? O no? Come con la scuola, no? Se esce fuori uno studente che vince il premio Nobel, o comunque che ottiene dei risultati importanti, anche la scuola di converso ottiene dei finanziamenti. Allora, apriamo un discorso. Sono quelle situazioni che sono talmente antipatiche che non voglio nemmeno parlarne, perché sennò poi mi arrabbio e non va bene. Perché non va bene. Dal punto di vista televisivo, Roberto Bersani arrabbiato ha il suo perché, cioè daresti un po' di pesantezza anche alla situazione, però mi rendo conto anche che forse è meglio restare concentrati sulle cose positive. Intanto ci ha già dato una notizia, cioè che continuate e non ci sono ipotesi di inclusione con Trevigiani come si era pensato fino a qualche tempo fa. Non sposti la squadra in Romania, quindi anche questa è una notizia.
Quindi, Renzo, adesso siete in ferie con i ragazzi, no? Perché non avete attività, al di là della pista di Jonathan, non avete altre attività particolari in questo periodo? Beh, diciamo che non ci fermiamo mai, dai, ci sono tutta una serie di attività che adesso dobbiamo fare proprio per stare ai livelli che quindi siamo già partiti col discorso del vestiario, quindi con le prove, con tutta la parte misurazioni, quindi insomma, come Roberto sa, anche lui a brevissimo si attiva con tutto il discorso materiale, quindi non ci fermiamo mai. Poi, ripeto, in questo periodo insomma, cerchiamo anche di proporci anche, come si diceva prima, per cercare di riuscire a rimpinguare quello che è insomma il carnet di poter partire insomma col piede giusto, sperando di partire bene insomma. Poi adesso ci sono anche le elezioni, quindi dobbiamo anche sostenere un cambio, un rinnovamento nazionale ovviamente che auspichiamo tutti ci sia. Salutiamo anche Rossella Di Leo, che penso siano applausi questi. Restate ovviamente Continental, quindi anche nella prossima stagione il calendario è ancora una roba, un'entità. No, c'è già, siamo già partiti con l'analisi del calendario, il calendario UCI è già stato pubblicato e quindi alcuni organizzatori ci hanno già contattato e quindi stiamo già vedendo di programmare la stagione. Programmiamo la stagione come se fosse una stagione normale, sperando che poi lo sia. Lo speriamo davvero tutti. Ultima curiosità da parte mia è Alessandro De Marchi, uscito dal Team Friuli, ha fatto poi 10-12-15 anni da professionista. Mutazioni, è uscito dal Team Friuli, poi ha fatto una grande carriera da pistard e adesso è il tecnico di valore anche delle selezioni regionali del prima. Matteo Fabro, uscito dal Team Friuli, professionista, adesso ha appena rinnovato con la Bola ancora per l'anno prossimo. Pessotte, adesso Aleotti, Venchiarutti, insomma tutti questi ragazzi usciti tutti dal Cycling Team Friuli e tutti professionisti. Di questi ultimi ragazzi che stanno uscendo, ce n'è uno che secondo voi può effettivamente, concretamente diventare un ciclista di riferimento per il ciclismo italiano come è stato De Marchi o come è ancora Alessandro De Marchi? Punto. Faccio tutto di un nome. Aleotti può diventare un ciclista professionista di livello assoluto? Secondo me sì, perché lui ha la testa per poter fare questo salto di qualità. Anche lui è molto giovane, però ha una testa talmente forte che io l'ho sempre definito una macchina da guerra. Questo ce l'ha. Fisicamente invece c'è Jonathan. Jonathan fisicamente è un mostro, uomo da classiche, da cronometro, è la conseguenza di Ganna. Nel momento in cui Ganna sceglierà di fare qualcosa di diverso, no, puntare alle corse a tappe e lasciare la pista, c'è subito il ricambio, c'è Jonathan che seguirà la stessa strada. L'importante è che il Bahrain capisca Jonathan fin dall'inizio e gli faccia fare il percorso nel modo giusto. Lui avrà come allenatore, come riferimento Rod Ellsworth, che è un inglese che è lo stesso tecnico io che ho conosciuto tantissimi anni fa quando portavo via la nazionale alle 6 giorni, ed è il tecnico di Thomas Geraint, è stato il tecnico di Thomas Geraint, di Ben Swift, di Stannard, ha seguito la pista per la Gran Bretagna per tantissimi anni, quindi io credo che potrebbe essere nelle mani giuste. Ecco, io auguro a lui una carriera incredibile, perché se lui riuscirà a sviluppare tutti i suoi cavalli ci divertiremo in futuro, e anche con Giovanni. Ma non tralasciamo i vari Fabro, Bais, che anche Bais, ragazzi, secondo me nel giro parliamo di Bais quello più vecchio, no? Perché adesso tutti i due fratelli, uno corre in Androni, l'altro correrà in Cometa, e quello più vecchio secondo me, quando cominceranno finalmente a fargli cambiare modo di gareggiare,
questo qui arriverà davanti anche alle gare importanti, perché è un atleta importantissimo. E mentre De Marchi ha ancora sicuramente qualche anno da potersi giocare, perché anche lui è importante. Qui vorrei dire una cosa, no? È un pensiero esclusivamente mio, forse anche Renzo mi potrà supportare. A me ha fatto molto piacere che Giovanni sia finito in Bora, no? Anche perché il direttore sportivo di Sagan è un mio ex corridore. Abbinarlo a Fabro, come si può dire, è come per lui rimanere in casa, ma fino all'anno scorso, cioè fino a qualche mese fa, lui avrebbe dovuto andare in CCC con De Marchi. Allora, io avrei preferito che i primi anni li avrebbe fatti con Alessandro, perché Alessandro da questo punto di vista è un maestro, mentre Matteo in questo momento è un agonista vero, uno in rampa di lancio, quindi è più difficile abbinare un ragazzo così giovane che entra nel professionismo a un atleta che deve esplodere. Alessandro si sarebbe più comportato da, come si può dire, da fratello maggiore o da padre, e l'avrebbe, non dico consigliato, però l'avrebbe portato piano piano nella strada giusta. Ma confido anche nella Bora, chiaramente, e anche in quel come si dice, quel benedetto ragazzo di Fabro che ha dei numeri incredibili che ci facciano divertire anche loro, insomma, perché ha tutte le qualità per farlo. Anche quello ha un carattere talmente forte che è solo vincente, non può fare nient'altro, può solo vincere, perché non ha nient'altro. Lui è nato per vincere, chiusa la questione. Mentre Alessandro sappiamo bene che è tutto un altro tipo di corridore. No, bene, mi ha fatto piacere questo tuo endorsement, Roberto. Renzo, hai ancora qualcosa da aggiungere su questo concetto oppure no? No, sposa pieno quello che ha detto Roberto, insomma, diciamo, il percorso che devono fare adesso è quello di entrare nel mondo del professionismo e cercare di mettere a frutto quello che hanno imparato qua nei vari anni, le opportunità che noi le abbiamo dato, insomma, ecco. Poi adesso sta a loro raccogliere le opportunità anche al piano superiore. Insomma, il nostro ruolo è quello di portarli fino al piano superiore in rampa di lancio, dopodiché spetta a loro. Insomma. Bene. Io saluto anche Gian Robert Quarino, che è già in campagna elettorale, Martinello for President, dice Gian Robert. E aggiungo anche un'altra cosa che probabilmente sfugge a tanti. Però non credo che sfugga a ragazzi intelligenti come Giovanni Aleotti. Aleotti, prima di arrivare al Team Friuli, non era mai stato convocato in nazionale. È arrivato al Team Friuli ed è diventato l'Under 23 più forte d'Italia, campione d'Italia e colui che fa classifica al Tour dell'Avenir. Questo è un concetto che bisognerebbe evidenziare, credo, il più possibile, e immagino che siate d'accordo con me. Sì, siamo d'accordo con te, la nazionale è ovviamente un punto d'arrivo, quest'anno tra strada e pista, insomma, di maglie azzurre ne abbiamo avute tante, quindi sicuramente sì. Insomma. Molto bene, ragazzi, siamo in chiusura anche perché abbiamo chiacchierato davvero tantissimo. Io ringrazio anche coloro che ci hanno scritto e coloro che sono rimasti davanti allo schermo per vedere la trasmissione. Torneremo a parlare ancora di ciclismo, anche perché se vogliamo proseguire questa rubrica è chiaro che dobbiamo avere a che fare con Sette di Friuli, con questi due ragazzi qua e con tutti gli altri atleti e allenatori. Per cui vi romperò ancora le scatole, sia a Roberto sia a Renzo. Intanto vi ringrazio per questo spazio. Un po' di notizie le abbiamo date, un po' di considerazioni le abbiamo fatte, un po' di complimenti a chi li merita li abbiamo fatti. Direi che possiamo chiuderla qui con però il pensierino della sera, della notte, in vista dei prossimi tempi. La domanda classica che faccio sempre io è: ci risentiamo da qui a 3 mesi, siamo già nel 2021, e tutti e due sarete contenti se
puntini, proseguite voi la domanda, anzi, date la risposta alla domanda. Finisce il Covid. Ok, Renzo? Beh, questa sarebbe la prima cosa, poi il resto ce ne andiamo a prendere, insomma, no? L'importante sarebbe che la situazione si normalizzi e noi saremo pronti. Insomma. Va bene. Ragazzi, grazie. Cycling Team Friuli, Roberto Bressani, Renzo Boscolo, complimenti per questo 2020 straordinario. Covid non c'entra niente, avete vinto tutto quello che potevate vincere ed è giusto così, è giusto riconoscerlo. Grazie per averci seguito e ciao a tutti. Grazie. Ciao. Ci vediamo.